fatto l'eliminazione per Giulio in seguito alla caduta. Sono 8 le penalità totali al termine della prima manche per Friuli, Venezia e Giulia, che affianca per il momento Piemonte, Toscana, Lombardia e Liguria, e siamo al termine. I colori del Veneto già in campo, Gianluca Lombardi, a seguirli Angelo Cristofoletti, Rebecca Insella, Star Guardi, due percorsi netti per la squadra veneta, 1 con 4 penalità. Le penalità, 66 secondi e 34, percorso decisivo questo di Rebecca Lombardi, che permette anche al Veneto di salire in testa alla classifica provvisoria insieme all'Umbria e all'Emilia Romagna senza con un del binomio. 9 le penalità ieri, lei è Isabella Stelzer dal Veneto. Ci sono errori, c'è 74 secondi e 05 per lei, 0 le penalità e dunque rimangono 9 le penalità complessive. Passiamo a Nicola. 7 Stella Marchese per il Veneto, nessun errore ieri in sella A. Vessel.
non sbaglia nulla anche questa volta, il tempo 71,21. Secondi percorsi. Lei è Costanza Santori, scusate, lui è Filippo Bucciarelli, le ragazze del Veneto in campo, ed è in sella a Calord, 387, ieri un errore. Importante, un risultato utile per la squadra del Veneto, 73 secondi e 43 in tempo, nessun errore. Dunque, della seconda manche per la squadra seguita dal capo equipe Angelo Cristofoletti, seguiamo Alice Eunisse Pascià del Baroggio, 420. Indipendentemente dal quarto risultato la sua Coppa dei Giovani 2013 con 0 penalità, mettendo una seria ipoteca su una probabile vittoria su Vessel, l'epico horse rider per la squadra del Veneto.
13 è la squadra del Veneto. Applausi meritati per Stella Marchese, Filippo Pucciarelli, Alice Ulisse e Rebecca Lombardi. Squadra campana, ai loro tecnici, ai loro ragazzi ovviamente, ai cavalli, tecnici, istruttori, sponsor, groom, comitato regionale che ha organizzato l'attività agonistica dei ragazzi che poi qui oggi in Piazza di Siena hanno occupato la seconda posizione, la terza posizione. E poi la squadra dell'Emilia Romagna, seconda classificata, una lotta fino all'ultimo centesimo di secondo per il barrage decisivo per l'assegnazione del primo posto. L'Emilia Romagna ha fatto davvero una grande gara per poi arrivare a conquistare la seconda posizione davanti alla squadra della Campania. Eccoli che fanno il loro ingresso in campo per schierarsi. E naturalmente ora la squadra che ha vinto la Coppa dei Giovani, trofeo Bruno Scolari, la squadra del Veneto. E dopo il barrage decisivo portato a termine da Stella Marchese, è riuscita a conquistare la vittoria in questa edizione della Coppa dei Giovani, il trofeo Bruno Scolari in Piazza di Siena. E con l'arrivo della squadra veneta abbiamo completato la presenza Abbiamo dunque completato la presenza dei protagonisti di questa edizione del trofeo Bruno Scolari 2013. Ma prima di dare inizio alla cerimonia di premiazione delle squadre, sappiamo bene tutti come ognuna di queste rappresentative in campo è espressione tecnica di istruttori, tecnici che hanno curato e seguito la crescita sportiva agonistica dei ragazzi che sono in campo. Dunque la figura dell'istruttore è una figura chiave nel mondo dello sport e naturalmente l'equitazione non fa eccezione. Ora l'Associazione Nazionale Istruttori di Equitazione offre un riconoscimento speciale ad una persona speciale, ad una persona che può essere a tutto diritto considerata un po' così, confidenzialmente ci permettiamo di usare questa espressione, il papà degli istruttori italiani, la persona che ha fatto nascere i corsi istruttori per gli istruttori in Italia, che ne ha seguito l'evoluzione, una persona che dopo essere stato un grande campione in sella, componente della squadra azzurra in occasione dei Giochi Olimpici proprio qui a Roma nel 1960, ha dedicato tutta la sua vita alla formazione. Ed è qualcosa di valore inestimabile. Signore e signori, il colonnello Ludovico Nava. Le congratulazioni della Presidente della Federazione Italiana Sport Equestre Antonella Dallari, il Presidente dell'Associazione Nazionale Istruttori di Equitazione Giuseppe Moretti consegna la targa, il riconoscimento speciale al colonnello Ludovico Nava.